Buon inizio del weekly, buon lunedì, quindi c'è un sole caldissimo che io ieri pomeriggio ad esempio sono andata a dormire, però prima di andare a dormire ho aspettato che tramontasse il sole perché sono stata lì così proprio come una lucertola, giusto per prendere un po' di colore alla faccia perché sono bianchissima. E mi dà fastidio, non so se la pensate come me, mi dà fastidio andare a dormire il pomeriggio se so che fuori c'è un sole che spacca le pietre. Io non ce la faccio, cioè non è proprio da me. Mi sembra di perdere tanto tempo poi a dormire il pomeriggio, però ieri ero veramente tanto stanca e sono dovuta venire qua a letto perché no, ero veramente stanchissima. E adesso cambio lenzuola. Ho visto il video di Miss Gerberina e che lei ha specificato che il letto, le lenzuola le cambia ogni settimana perché la gente, ma io lo so, perché la gente vede che hai sempre le stesse cose e sembra che non le cambi, ma anch'io, lei ha l'asciugatrice, io invece stendo di fuori al sole, con un po' d'aria si asciugano e riutilizzo sempre le stesse lenzuola. Quindi no, adesso oggi le cambio perché ora che faccio la lavatrice, che rifaccio il letto, insomma, che si asciughi la roba ci vuole del tempo. Le hanno fatto questa osservazione e mi ha fatto ridere perché la gente veramente va a vedere ogni minimo dettaglio della vita altrui e magari della propria vita non guarda niente, insomma. Vabbè. E comunque Pippo non lo so, è un po' strano oggi. Ma è là sulla finestra, lui piace stare lì, però ecco, non è ancora uscito e sta lì. Vabbè, prima era sulla sedia invece a dormire. Quindi adesso disfo il letto, una bellissima giornata, anche oggi, tutto sereno e il sole è veramente caldo, sembra primavera, io adoro, ma anche il mio umore ringrazia veramente molto il sole. Di là c'è il robottino che sta andando, perché non ho voglia di accendere l'aspirapolvere, di far andare l'aspirapolvere, quindi ho deciso di far andare il robottino. Qui un quarto d'ora per stanza e basta. E quello devo metterlo di là perché è asciutto. E quindi niente, adesso mi dedico alla casa e pomeriggio penso di fare la tinta perché questo colore stupido non lo sopporto proprio. E ho preso questa qui, la solita Prodigy della L'Oreal. Faccio le mie cose e poi volevo anche registrare dei video, ma non so se riuscirò oggi, però mi devo dare una mossa perché devo ancora disfare il letto. A dopo, non so se ho pezzi di pistacchio tra l'apparecchio e i denti, ma spero non si siano visti. Questo brufolo mi dà proprio fastidio, che tra l'altro mi sono usciti diversi brufoli. Questa è una macchia che ho sempre, però mi sono usciti diversi brufoli, non so il perché. Forse è il nervoso, perché la scorsa settimana non ho registrato vlog perché ero veramente... ho passato dei giorni che... è successa una cosa lunedì scorso che mi ha fatto rimanere di malumore per qualche giorno. È una cosa riguardante il lavoro. E non posso stare a dirvela qui, però... cioè... assurdità veramente, che se io vi dicessi cos'è successo... non ci credereste neanche e quindi stoppo qua e vado a fare i mestieri. Buongiorno, quindi il colore l'ho fatto, la tinta l'ho fatta ed è venuto un biondo normale, cioè veramente il colore di prima era colore da vecchia, io lo definisco così, e finalmente è venuto un biondo. Ci sono delle sfumature ovviamente, sembra quasi fatta apposta, in realtà no. Però è venuto biondo, finalmente un colore serio. Dovrei registrarvi il video Wish o il cineserie Wish perché mi è arrivata un casino di roba da Wish. Non ve l'ho mai fatta vedere, ma mi è arrivata tanta roba. E anzi, penso vengano fuori addirittura 2 video da tutti gli acquisti. E poi devo farvi un video haul Amazon. È mezzogiorno e sono a casa dopo un secolo. Questi orecchini qua, che adesso ne vedete solo uno, sono bellissimi, sono luminosi, ve li devo far vedere al sole, ma li ho presi da Wish, bellissimi, sembrano veri, no, sono veramente belli e a me piacciono di questa lunghezza, un po' col brillante, perché trovo che mi stiano bene questi, come lunghezza, come tutto. Bene, e sono andata via, hanno giocato e
mi hanno già stropicciato il letto. Comunque ho fatto un po' di spesa all'Eurospin. Non ho fatto chissà che spesa, cioè in realtà chiamarla spesa è quasi inutile, sono poche cose e vi faccio lo stesso un video a parte. Apriamo un po', che passi un po' d'aria. Il divano anche era in ordine e non è più in ordine. Ormai questi gatti mi disfano la casa. Ogni volta che vado via e torno è un disastro. Cos'è successo? Ho sentito un rumore. Ma Pepe? Sei tu? No. Boh, ho sentito... Cos'è? Il postino! Il postino, il postino. È arrivato il postino. Se io beccavo questo postino a lanciarmi il pacco... Ha lanciato il pacco davanti alla porta di casa. Ma la gente è pazza ormai, eh? Vabbè. E non lo so che cos'è Amazon, però... Cioè, ormai io vivo di pacchi Amazon. E non so... Ha un certo... il tonalizzante, ecco, perché ha un certo peso. E ho sentito che scivola dentro. Sì. Quindi è il tonalizzante, finalmente arrivato, così va via un po' di giallino. Anche se non, devo dire che è venuta abbastanza bene. Ve la faccio vedere al sole la tinta. Questa è. Se non so cosa si veda, però è questa. Quindi sono biondi. E qua ho la roba tutta stesa. Panna prende un po' di aria, un po' di sole. E iniziamo a preparare la pappa e la tavola. Sto preparando il riso del Lidl che avevo comprato, vi avevo fatto vedere no, non ve l'avevo fatto vedere. Oh mamma, c'ho il dubbio. Beh, forse sì, nell'ultimo video spesa. È il risotto con i funghi porcini e champignon. Solo che si stava attaccando tutto perché mi sono persa a registrare il video spesa, un altro video spesa, e mi sono persa e si stava attaccando il riso. E il risotto è questo qua. Ok. E c'è un profumo qua in casa di questo riso che buono. Adesso do una scatola ai gatti, la scatola di Amazon. No, la butto. No, perché poi mi riempio la casa di scatole. Panna sta pensando ma non si sa cosa. Vabbè, ci sentiamo o dopo o domani. Vedo che cosa farò pomeriggio, se registrerò video, non lo so. Penso di sì, boh, non lo so. Ci vedremo. Buongiorno Alfa. Ma che cos'è quello? Cos'è quello? Alfio, leccite. Guarda lì, Alfio. Guarda, no. Celestino! Si muove. Fagiolotto. Che tironzo che sei, che tironzo. Che tironzo. No, Alfetto. Bello, sì, bello, vedi? Sì. Celestino. Che tonso. Buongiorno, Wally. Puoi scendere, amore? Dai, sei bellissimo. Buongiorno, Wally. Wally? Oh, che cos'è? Non ne capisco. Buongiorno. Allora, oggi è mercoledì. Sono appena tornata dal lavoro, qui ci sono i gatti. Aiuto, che prendono il sole. Ecco. Sì, Silvano, arrivo. E Celestino. Andiamo, Celestino. Vai su. E dove sei, Wally? Vieni. Silvano. Buongiorno, Silvano. Alfa. Alfa ti ho già salutato. Vieni, Alfa. Silvano. Ciao, Pisi. Ciao. Ciao, Celestino. Silvano. Gastoni, sei di fuori, amore. Ciao, Gastoni. E poi chi c'è qui? Celestino, sempre la congiuntivite. Madonna, che trippa che ha Celestino. No, non mordere, amore. A momenti si uccide. Gastone. Alfio. Ciao, Alfa. Sei un miciotto. Ehi. Vabbè, e qui c'è Sky. Sky?
Cioè, Sky, lei non vuole essere toccata. Sky, sei stronza. Di Alfa, il re del mondo. Wally. Posizione strategica di Leonessa. Qua c'è Arturina. Ciao Arturina. Leonessa, ma cosa stai facendo lì? Per chi non lo sa ancora, la mamma di Pipo, del mio gatto. Vero Leonessa? Ehi Arturina, dimmi. Arturina. Ehi, ciao. Buongiorno, allora oggi è giovedì, nevica, come vi ho fatto vedere prima, solo che poi aveva fatto fiocconi giganti, ecco adesso sta nevicando proprio intensamente di nuovo, fa un po' a rate, nel senso nevica, poi magari pioviggina, poi nevica, oppure fa misto, comunque adesso sta nevicando bene. E basta. Intanto ho acceso il riscaldamento, vado a fare la doccia prima di mezzogiorno. Ho comprato un kit per fare il semipermanente alle unghie. Stavo dicendo, mi sono comprata il kit perché devo cercare di far crescere queste unghie e rinforzarle in qualche modo, e so che con il semipermanente sopra sono molto più protette. E sapete che io uso guanti 8 ore al giorno e anche i guanti rovinano tanto le unghie. Si rovinano senza, ma si rovinano anche con. E quindi niente, ho fatto il semipermanente e questo è il risultato. Non l'ho fatto preciso, lo so, voi lo vedete da distante, comunque non è precisissimo. Qui c'è un colore diverso, c'è il rosa brillantinato, glitterato. E niente, però almeno ho le mani in ordine. Adesso sono tutte rosse anche perché comunque fuori fa freddo, ma sono tutte rovinate comunque. Lavorando con le mani per forza. Bene, si vede lo spessore delle unghie, ma forse voi non lo notate, sono più spesse ovviamente perché ci sono 4 strati, c'è il primer, non occupa niente di posto però poi c'è la base, 2 strati di smalto colorato più il top, che base e top sono la stessa cosa in questo caso, nel mio caso, nella mia marca. Non ho preso un kit dai cinesi assolutamente, sono voluta andare sul sicuro e comprare qualcosa di più sicuro, insomma. Ecco, non voglio usare roba dai cinesi che poi magari mi rovino le unghie, già non ce le ho bellissime. Adesso qui mi sono accesa, a parte il riscaldamento, anche la stufetta accesa perché in questo bagno si muore dal freddo. Ehi Panna, eccola. Guardate. Momento CSI dei gatti. E l'avvoltoio che dorme in piedi. Buongiorno, oggi è venerdì. Antonietta, c'è virgola. Virgola. Cos'hai mangiato, virgola? Stella! Niente, dobbiamo fare colazione. No, mia mamma in realtà è ancora di fuori, sta togliendo la neve perché nevica anche oggi. Che bello, tutte le strade bianche, sono già passati a pulire, però sono di nuovo bianche e i capelli sono belli piatti. Ho messo su una molettina giusto per tenere questi qua, perché sennò mi vengono qua davanti e mi danno fastidio, e quindi ho messo una molettina, l'avevo messa anche ieri, perché ci sono questi maledetti ciuffi. Me li ha tagliati male l'ultima volta, cioè in agosto mi sono stati tagliati male e quindi sono mezzi lunghi, mezzi corti, non stanno in nessun modo. Sono in casa, ho tolto la neve dalla terrazza, infatti ho gli occhiali bagnatissimi, i capelli anche, dalla terrazza e dalla strada. Adesso cosa faccio? Sistemo il letto perché non l'ho, anzi dovrei aprire le finestre. Non è da me non aprire le finestre, lo sapete, però con questo tempo, cioè già è umido, entra ancora più umidità in casa, però quasi quasi un'apertura gliela do, giusto a questa qua. Magari tiro giù le coperte, le tiro su la mattina le coperte perché sennò i gatti ci giocano in mezzo
e quindi preferisco sempre tirare su il letto la mattina, anche perché alle 3:30 di mattina, a parte che oggi Franz è venuto via alla stessa ora mia, cioè è andato via alla stessa ora mia, se no lui sta qua ancora a casa ovviamente. Ecco, là, e basta, qua lasciamo che prenda un po' d'aria e apro solo quella perché sennò fa corrente d'aria con l'altra. Il bagno ho tutto chiuso perché c'è neve perfino in poggiolo, quindi non apro neanche. Vi ringrazio per avermi seguita anche in questo weekly. Come potete immaginare oggi non farò niente perché con questo tempo non si fa assolutamente niente e l'unica cosa è stare in casa, e ho visto che anche adesso la statale è abbastanza sporca, la strada, quindi non conviene muoversi da casa. C'è Pepe che fa mi corre dietro. Adesso è qua. Pepe, c'ha sempre la coda su come uno scoiattolo. Ringrazio quindi per avermi seguita anche in questo weekly, vi abbandono e probabilmente ci vedremo la prossima settimana con un altro weekly e ovviamente con tutti gli altri video. Ciao!